Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia e come vedete, siamo in diretta, affrontiamo il tema delicatissimo dedicato ai pensionati. Ce l'avete chiesto più volte e con i nostri ospiti, che adesso vi presento subito, cercheremo di essere più chiari, più semplici possibile per fare un po' il punto della situazione. Ci rendiamo conto, ci avete scritto, ci avete telefonato, che il tema è difficile ed è molto spinoso, che è difficile comprenderlo. L'importante, il messaggio fondamentale è questo: non dovete star voi a leggere, calcolare, fare la pensione, stiamo parlando del titolo della trasmissione Controlla la tua pensione, e quindi morirci dietro. Ci sono delle persone preparate che vi possono aiutare. Voi prendete tutti i vostri bei documenti relativi alla situazione pensionistica, andate negli sportelli dello SPI CGIL del Veneto, che è protagonista di questa puntata e tornerà periodicamente, costantemente ogni settimana protagonista, e vi fate valutare la situazione, perché c'è il 30% delle pensioni che ha degli errori e delle inesattezze difficili da valutare per un umano normale, ma ci sono delle persone preparate che possono aiutarvi. Poi qual è la situazione relativa agli adeguamenti della pensione, della rivalutazione delle pensioni? Qual è la situazione dei tagli che sono stati prospettati alla sanità, che hanno spaventato moltissimi pensionati? Tagli al sociale, molti hanno avuto delle ripercussioni, molti temono che ci possano essere delle ripercussioni. Vediamo di capire cosa sta facendo il sindacato dei pensionati direttamente dalla viva voce di Rita Turati, segretaria regionale, ben arrivata qui con noi, che sta seguendo la situazione, e anche le questioni più tecniche, più spinose, come sempre con Maria Pistorello, responsabile del Dipartimento Previdenza. Grazie. Buongiorno anche a lei. A tutti, e quindi che affronterà il tema del controllo alla tua pensione, che ha terrorizzato nelle scorse settimane, perché ho messo una puntata in replica che però ha creato un po' di ansia, un po' di paura nei molti pensionati. Ma tutto è sotto controllo, Rita Turati, o quasi, magari fosse tutto sotto controllo. Allora, vediamo un po' per gradi, per step, quindi ci arriviamo gradualmente anche alle cose più tecniche. Intanto ci sono delle questioni istituzionali politiche che è bene chiarire e delle vostre prese di posizione. La prima, io direi che è quella relativa ai tagli che sono stati fatti, prospettati, e che hanno spaventato moltissime persone, perché ovviamente questo ha ripercussioni sulle fasce più deboli. Voi avete fatto un comunicato anche molto importante: finanziaria regionale, cancellati i tagli di 8 milioni sul sociale, soddisfatti i sindacati. Ma è vero questo? E quindi chiedo a voi conferma. Soddisfatti temporaneamente, certo, questo è un primo round, io non so come si procederà in prospettiva, perché appunto tutto dipenderà molto da come andrà la discussione sulla legge di stabilità a livello nazionale, che come noi addetti ai lavori purtroppo sappiamo aprirà molti fronti. Li riapre sul tema della sanità e del sociale, perché sono previsti altri 2 miliardi e mezzo di tagli, e oltre i 2 miliardi e mezzo di tagli è previsto anche nel cosiddetto decreto salute e sanità, anche tagli alle prestazioni, perché non dovute secondo la ministra e secondo il governo, e lì c'è una bella discussione. Cosa vuol dire? No, non passiamoci sopra, perché non ci passiamo sopra, non ci passiamo sopra, no. Allora si dice che allora, il valore, diciamo così, della specialistica, visite e prestazioni, analisi, diagnostica, eccetera, ha un valore di 13 miliardi sul piano nazionale, no? Come valore economico. Si dice che in Italia si spende troppo su questo versante e che soprattutto si fanno troppe analisi, troppe analisi, troppa diagnostica non necessaria. Prescritta peraltro dai medici, per cui non è prescritta peraltro dai medici, però il problema è qual è? Che purtroppo in Italia non abbiamo più il Ministro della Salute da molti anni, abbiamo il Ministro dell'Economia e Finanza che fa il Ministro di tutti. Chi lo decide se una prestazione è appropriata oppure no, se io ho bisogno oppure no di quella prestazione? Il Ministro Padoan oppure i medici, come no? Parlando poi di prevenzione, perché noi stiamo sempre parlando di prevenzione, tra l'altro. Come facciamo a fare prevenzione se non sappiamo per tempo che perché si dice no, è nato prima l'uovo o la gallina? Esatto. Cioè si dice che l'attacco non la si fa se tu non hai sospetto di tumore, ma io come faccio a sapere se sono sospetta di tumore se non faccio un'analisi di approfondimento? Ecco, quindi noi siamo molto arrabbiati sul versante nazionale, perché oltre ai 2 miliardi e mezzo già previsti di tagli ci sarà anche questo ulteriore taglio che sarà di un valore economico consistente anche questo, si parla di altrettanti soldi più o meno, e soprattutto non si sa
non si sa che tipo di ricadute questo potrà avere. Allora, se io faccio, questo è un versante, poi c'è l'altro delle pensioni che magari affronteremo dopo, ma stando alla domanda, se io faccio 1+1 e verifico quello che è successo in Consiglio regionale proprio venerdì scorso, cioè si capisce che ho vinto un round, ma non ho visto o non ho vinto la battaglia, perché cos'è successo? Che l'attuale maggioranza di governo regionale, sulla base di tagli precedenti, non di questi nuovi, siccome era in campagna elettorale e non ha potuto fare i tagli che gli erano stati prescritti dal governo, per quali giustamente loro sono arrabbiati perché erano i famosi tagli lineari, che cosa ha fatto? Senza discutere con nessuno ha deciso dove tagliare, perché doveva tagliare 100 milioni di euro sulla, si dice, la legge di assestamento di bilancio, insomma, no? Quella che si fa a metà anno, ma siccome eravamo in campagna elettorale non è stata possibile. Quindi 100 milioni di tagli, e che cosa ha pensato bene di fare? Io parlo per il sociale, ma lì ci sono dei tagli consistenti anche sulla cultura, il turismo, cioè pezzi di pregio di questa regione, ma la cosa che è più sconvolgente di tutti è che ha pensato bene di tagliare almeno 2 milioni di euro su tutto il versante del sociale, andando ad intaccare la non autosufficienza, i disabili gravi, il tema della tratta, cioè il sostegno che questa regione dava sui temi della legalità, legati particolarmente alla tratta delle donne che vengono usate per la prostituzione purtroppo, quindi una battaglia importante. E l'altro pezzo fondamentale è che veniva tagliato completamente il fondo a sostegno dei centri antiviolenza. 400.000 euro c'erano, 400 milioni azzerato veniva tagliato. Allora è stata fatta una roba certosina, discussa con nessuno purtroppo, fatto un taglio lineare, e noi abbiamo chiesto coerenza. Non è possibile, ci siamo messi assieme alle associazioni dei disabili, delle donne, come Spira eravamo in piazza giovedì tutto il giorno praticamente, mentre si stava facendo il Consiglio regionale, e siccome la discussione è stata feroce in quell'assise, e per fortuna diciamo, l'opposizione in Consiglio, cioè il Movimento 5 Stelle, il PD e la lista Tosi, si sono trovati d'accordo nel contestare in modo compatto questa decisione, si è fatto in modo, insomma, che tra noi che eravamo fuori e loro che erano dentro, la Giunta ci ha ricevuto, ha ritirato tutti gli emendamenti, le proposte che aveva fatto su questo versante del sociale, e quindi insomma, alla fine almeno questi 2 milioni su questo pezzo non ci sono, ma adesso torneranno alla carica. Ecco, perché la cosa appunto di cui tutti sono al corrente è che comunque dal governo centrale, che non ci si aspettava questo, sono andati lineari questi benedetti tagli, cioè il ministro li ha fatti così. Linearmente, quando poi molti ci hanno anche scritto consapevolmente, dice, ma insomma siamo tra le regioni più virtuose d'Italia, innegabile dirlo, Lombardia, Veneto, lo si sa a livello ormai europeo. È mai possibile? I cittadini pagano un ticket anche più alto, è mai possibile che si faccia un taglio lineare senza tener conto delle regioni virtuose? Poi ovviamente se in capo alla regione c'ha meno soldi, meno soldini, però Zaia esatto. fa la stessa cosa. No, esatto, cioè, ma allora è mai possibile che a livello governativo, non come sindacato poi anche a livello nazionale, in modo forte non si possa arrivare a dire ma attenzione, forse c'è anche altro dove andare a tagliare che non sempre sulle soliti noti. Sì, ma io ho capito benissimo dove vuoi arrivare. Il problema però è che siamo molto isolati come organizzazioni sindacali. Noi queste cose le stiamo dicendo, magari c'è la CGIL che lo dice in un modo più arrabbiato piuttosto che la CISL o la UIL, ma le stiamo dicendo tutte e tre le organizzazioni, ma siamo minoranza nel paese, questa è la cosa drammatica. Che questo non si riesce a capire come mai. Come mai? Questo lo chiedo anche a te, perché chi sta in Parlamento e decide le leggi fa dell'altro, e i governatori, chi governa le regioni in questa fase evidentemente conta come noi, perché se subisce tutti questi tagli evidentemente non riescono a far retrocedere il governo da queste decisioni. Ma sai perché? Vuoi un parere personale? Il punto è che Zaia si comporta esattamente come Renzi, cioè condanna, no, questa modalità di non tenere conto delle esigenze delle regioni e quindi neanche di cambiare le regole per quelle regioni virtuose. Io sono molto d'accordo su questo punto con il nostro governatore del Veneto. Io sono molto d'accordo, vanno penalizzati quelli che fanno delle schifezze, no? Ma non quelli che hanno
una spesa virtuosa, e lui poi qui però si comporta allo stesso modo. C'era bisogno, se tu devi tagliare 2 milioni di euro, di tagliare tutto il fronte del sociale? Tu che dici che la tua regione è virtuosa proprio perché i servizi socio-sanitari e l'integrazione fra sociale e sanitario è stato quello che ha fatto grande la regione del Veneto? Lui ha fatto esattamente la stessa cosa senza confrontarsi con nessuno. Ecco, quindi questo forse è uno dei problemi. Certo, ho un amico che vive in Svizzera, si vota ogni settimana, per qualsiasi cosa si chiede il parere del cittadino. Qui ormai non si vota nemmeno il Presidente del Consiglio, figuriamoci se ascoltano i sindacati. E poi un altro messaggio che diceva il terrore che si arrivi alla sanità un po' all'americana e quindi che ognuno deve pagarsi le prestazioni. C'è questo timore, questo senso di impotenza percepito? Certo, per dire, se persino appunto i sindacati non hanno voce. Si lascia spazio al privato, quando certo. non ce la fai più e costringi i cittadini, se vogliono andare a fare delle verifiche sul proprio stato di salute, ad andare dal privato, che cosa fai? Ad andare a fare le analisi comunque vai dal privato se hai soldi, o altrimenti quindi incentivi la mutualità privata, le assicurazioni private, come sta succedendo, hanno avuto un boom eccezionale. Il problema però è che assieme a questo boom c'è stato un altro boom in Italia, 10 milioni di cittadini italiani che sono stati buttati fuori dal sistema sanitario pubblico, quello che tutti noi paghiamo con le tasse. Allora qui si allarga la forbice, capisci? Cioè questo è il dramma, e chi ne fa chi sta peggio continuerà a stare peggio se non si inverte questa situazione. Ecco, il fatto comunque di aver già bloccato questo provvedimento in un modo o nell'altro è un aspetto positivo, però restano altri tagli che vanno a intaccare quale aspetto della sanità o del sociale? Per esempio questi ultimi della regione, stai chiedendo? Sì. Per esempio non sono stati tolti tutti i tagli che erano stati previsti. Mi risulta, adesso non ce l'ho nel dettaglio, ma mi risulta che per esempio il sostegno sul tema del carcere non sia stato tagliato, quindi quel pezzo lì verrà mantenuto. Ecco, si tratta, non so se siano 100, il dettaglio in questo momento non te lo so dire, certo, so per certo che però altre voci appunto come la cultura, come per esempio sul tema della legalità, per avviare anche la legge regionale che è sempre stata sottofinanziata, che è un tema consistente nella nostra regione, quei tagli lì sono rimasti. Ecco, dopo parleremo anche del discorso della legalità, che è un aspetto che per voi è molto importante, tra l'altro è sentito. Arriviamo anche a quello, intanto abbiamo altre questioni di attualità che Rita Turati deve un po' risolverci, perché stiamo parlando dell'adeguamento delle pensioni. Sì. È un altro tema caldo di quale non hanno compreso molto la portata i cittadini. I pensionati poi sono ancora in attesa, in aspettativa. C'è una sentenza importante, cosa sta succedendo? Raccontiamolo un po' bene così lo comprendo. Ti dico gli aspetti di carattere generale, poi passo la palla a Maria che nel dettaglio specifica. Allora, è successo che la sentenza della Corte Costituzionale ha portato alla ribalta il tema delle pensioni, no? Che sentenza è stata? Diciamo che per chi ha perso un pezzo. Cosa è successo praticamente? È successo che ci sono stati dei ricorsi fatti in due tribunali d'Italia perché appunto il blocco che c'è stato della rivalutazione delle pensioni previsto dalla Fornero nei 4 anni precedenti praticamente, o meglio da quando è entrata in vigore la Fornero dal 2011, dal 1° gennaio del 2012, esatto, è stato considerato illegittimo, giustamente, insomma, no? Illegittimo perché oltre 3 volte il minimo non è stato possibile avere gli aumenti previsti dall'inflazione, insomma, dall'aumento del costo della vita. Una parte di cittadini ha impugnato questo tipo, la legge diciamo Fornero, e dopo qualche anno, 2 anni e mezzo, circa 3 anni, ha vinto la vertenza. Questa cosa ha riportato alla luce diciamo, tutto il tema dell'iniquità della legge Fornero, perché non è solo il fatto che ha bloccato le rigidità e le vergogne che insomma sono state inserite in quella legge sono più d'una, però diciamo così che nonostante le iniziative che, come abbiamo detto anche in queste trasmissioni, sono state forse modeste, sì, cioè noi abbiamo peccato come organizzazioni sindacali, dovevamo forse essere più determinati, però insomma è andata così, ha riportato in luce
le iniquità della legge Fornero. Fra queste appunto in particolare il tema della rivalutazione. Allora cos'è successo? Che il governo ha dovuto rispondere, perché o ridava tutti i soldi, ma non era possibile perché sono andati a sanare un debito dello Stato, perché quei soldi lì, il blocco, è stato utile per uscire da un momento di crisi, si rischiava il default in quel periodo, noi ci dimentichiamo, ma eravamo proprio con l'acqua alla gola. Quindi non era possibile dire che no, ci siamo sbagliati, ridiamo tutti i soldi. Il governo ha impugnato quella sentenza della Corte e ha accettato di entrare nel merito di alcuni aspetti fondamentali che quella sentenza diceva, e cioè che intanto il blocco non temporaneo, perché ce n'erano stati altri nel corso degli anni, non era legittimo, perché altrimenti tu interrompevi, diciamo così, il valore di una pensione che doveva essere una pensione dignitosa, e tu invece in questo modo interrompevi questa capacità di stare al passo con gli aumenti del costo della vita. Diceva questa sentenza che gli aumenti avrebbero dovuto essere in ogni caso proporzionali, e quindi rispettare la proporzionalità del valore economico della pensione. Adesso spero di essere chiara, perché è un tema molto complicato. Insomma, il governo ha risposto, a suo modo ha risposto, dando poco, diciamocelo pure. È importante, noi abbiamo dal 1° agosto ricevuto 2 miliardi e mezzo, dico bene la cifra, rispetto a quelli che ci sono stati tolti, che sono stati molti di più, perché si parlava di 9 o 12, adesso le cifre esatte non si sanno, quindi ci hanno restituito poco. Noi abbiamo però pensato di prendere questi, ovviamente, e di aprire un confronto col governo. Il confronto col governo si è riaperto, e proprio in questi giorni dovrebbe esserci il tavolo con Poletti, che dovrebbe, a fronte delle analisi che hanno fatto tecniche nel corso di questi mesi estivi, dirci come affrontare in modo definitivo, strutturale, non lo so, questo è quello che noi speriamo, ovviamente, il tema del potere d'acquisto delle pensioni e della rivalutazione. Spero che vada a buon fine, non è solo questo il tema che affronteremo lì, ma questo è il pezzo centrale, perché altrimenti noi ovviamente ricominceremo a mobilitarci nel territorio. Aggiungo solo un'altra cosa, che l'altro pezzo che stiamo prendendo in considerazione, questo altrettanto tecnico ma che si può riassumere così, è quello di non lasciare correre definitivamente il fatto che ci hanno restituito poco e niente, ma di provare ad impugnarlo in un qualche modo dal punto di vista giuridico, magari con delle azioni pilota, no? Che significa che se io devo individuare dei casi in risposta ai quali non ho la risposta specifica alla persona, ma io posso avere una risposta globale per tutti i pensionati che sono stati mazzati dalla trattenuta. Questi sono i 2 aspetti che noi stiamo provando ad indagare, uno appunto politico col tavolo con Poletti, per vedere se il governo viene a più miti consigli, l'altro è invece sempre sul piano giuridico. Nel frattempo stiamo facendo altre cose, ma adesso lancio la palla a Maria. Sì, no, infatti adesso facciamo, arrivano tanti messaggi, comunque un messaggio in modo particolare, solo l'indennizzo. Cioè ci sarà questo indennizzo, ci sarà previsto qualche cosa, perché il danno è rilevante, notano molti pensionati del calcolo, molto superiore a quello che è arrivato. Quindi chiedono di capire come verrà questo indennizzo, o se è previsto solo un indennizzo. Va a saperlo. Quindi appunto non lo sapete ancora. Tieni conto anche di un'altra cosa, che quando Renzi ha visto come è andata la sentenza, e lui ha da cambiare 2 persone nella Corte Costituzionale perché ci sono 2 assenti, non si sono ancora messi d'accordo, ma saranno 2 pro, adesso non si dovrebbe dire ma sarà così, e quindi non è mica certo che cosa uscirà. È chiaro che noi la impugniamo sul versante degli indennizi, perché li riteniamo quindi verrà impugnata bassi, sul versante degli indennizi, chiarito questo. Andiamo subitissimo in pubblicità, poi ritorniamo con voi tra poco.